Benvenuti a Mestiere Artigiano, il nostro viaggio alla scoperta delle aziende d'eccellenza in provincia di Agrigento continua. Oggi ci spostiamo a Santo Stefano Quisquina per conoscere un'azienda che ha oltre 60 anni di storia, un'azienda che si occupa di produzione di serramenti. Stiamo parlando dell'azienda Cullaro Design, un'azienda che da sempre offre soluzioni con diversi stili architettonici. Vedremo questa impresa all'opera che si trova a 1000 metri d'altezza. Ascolteremo le idee innovative del titolare Patrizio Cullaro, che ha trasformato la vecchia falegnameria del padre in una moderna azienda. Andiamo a conoscere questa realtà che si occupa di infissi che vengono prodotti e commercializzati un po' ovunque. L'azienda nasce negli anni 60 da mio padre. Eravamo in 4 figli a dargli una mano a papà, siamo un po' cresciuti e abbiamo realizzato nel 2000 questo nuovo stabilimento. Da lì insomma, abbiamo cercato di inseguire un monoprodotto, quindi la realizzazione dell'infisso, l'infisso in legno. Oggi siamo un po' cresciuti, siamo un'azienda con 20-21 dipendenti e realizziamo infissi sia in legno che in legno alluminio. Lavoriamo sul mercato nazionale, abbiamo dei rivenditori un po' in giro per l'Italia, a partire da Palermo, Catania, Roma, Milano. Noi partiamo dal tavolame, quindi compriamo il legno, lo compriamo un po' dappertutto in Europa, rivenditori in Italia e sia anche all'estero, quindi dal rovere al Douglas, all'abete, all'ocumè, tutti legni che si prestano bene all'esterno. Facciamo sia la prima lavorazione, quindi il taglio, la realizzazione del legno lamellare, per poi fare tutto il ciclo interno, dalla verniciatura all'assemblaggio finale dei vetri, il confezionamento finale e la commercializzazione. Abbiamo degli scarti che riutilizziamo andando a compattare la segatura e realizziamo dei bricchetti in legno che servono sia per scaldare i nostri stabilimenti e vendiamo anche un po' in giro per le stufe, per i caminetti, insomma. Un'azienda che sta guardando alla 4.0, ecco, siamo già in quella direzione. Partiamo dall'ufficio tecnico dove abbiamo un software per la gestione a 360 gradi della produzione, quindi progettiamo l'infisso e da lì abbiamo poi tutto l'esploso per poter andare in produzione. Abbiamo anche i file che generano le lavorazioni sulle macchine a controllo numerico. Ecco, da lì la commessa parte dall'ufficio tecnico per arrivare in produzione ed essere poi espletata. Al momento siamo io e mia moglie in prima linea, abbiamo due figli che ancora studiano, per cui ci auguriamo che portino avanti questo progetto. Siamo in un territorio ovviamente un po' fuori dalla piazza, ecco. Siamo un po' lontani dai centri grossi come Agrigento, Palermo, siamo nella montagna, ecco, quindi quello è veramente un problema. Collegamenti e anche servizi, per dire siamo in una zona rurale dove il telefono per dire si rompe ogni 3x2, dove l'energia elettrica non è di qualità, ecco, quelli sono veramente dei problemi.
l'augurio è quello di crescere sempre, soprattutto professionalmente con l'aiuto di tutto lo staff che devo ringraziare giornalmente. Ecco. Benvenuti in studio Mestiere Artigiano. Abbiamo appena visto le immagini di questa azienda leader nei serramenti, ma continuiamo a parlare di legno e affini e lo facciamo con il presidente nazionale del settore Giovan Battista Sarnico, presidente della Federazione Legno Arredo di Confartigianato Imprese. L'imprenditore Sarnico è stato eletto di recente dai presidenti dei gruppi di mestiere facenti parte della federazione, con diversi compiti, tra cui quello di rappresentare le imprese della filiera del legno di Confartigianato con l'obiettivo di valorizzare diversi settori, rafforzare il collegamento con i territori e presidiare tutti gli ambiti in cui è coinvolta la federazione. Lo vedo già collegato con noi da Brescia, benvenuto. Le chiedo subito, qual è la situazione del mercato sia nazionale che estero per quanto concerne la filiera del legno? Innanzitutto buongiorno a tutti, ringrazio gli amici di Agrigento per questa opportunità che mi viene data nel comunicarvi un po' quella che è la situazione di quello che è il comparto legno. Sono presidente di Confartigianato Legno e ho un'esperienza legata principalmente al tema del serramento come produzione, come attività, e dopo sono vicino a quello che è il mondo del consorzio del legno sughero rispetto un po' all'attività del consorzio col legno. Devo dire che il comparto legno nel 2023 vede la conferma di un mercato che è cresciuto in questi anni dopo la mossa principalmente dagli incentivi fiscali di quelli che sono le normative introdotte post-Covid. E quindi noi abbiamo sicuramente aspetti molto positivi nel mercato, un mercato che vede una domanda buona nonostante sia un po' incerta la prospettiva, legata soprattutto a quello che sarà l'evoluzione delle norme incentivanti che sono state promosse negli anni scorsi. Infatti come Confartigianato chiediamo appunto che ci possa essere qualche certezza in più, qualche stabilità in più in termini di proposte normative legate a quelli che sono gli incentivi fiscali. Abbiamo un po' subito anche quella che è stata l'incremento un po' deformato di quelli che sono stati gli incentivi del super bonus. Al tempo stesso chiediamo che ci possa essere una prospettiva certa di stabilità, di un sistema che possa non rinunciare all'incentivo ma lo possa promuovere, dando appunto una semplificazione delle procedure e soprattutto la fruibilità di questi incentivi a maggior numero di persone. Credo che questo lo si possa fare inserendo qualche correttivi nella normativa legata agli aspetti di incentivi, e quindi un po' questo è il proposito che abbiamo nel sistema di Confartigianato in questi mesi del 2023. Quindi un mercato del legno che solido, che nonostante le incertezze conferma i suoi numeri. Il prezzo delle materie prime in alcuni legni si è ridotto, ma non è stato così significativo rispetto a quello che invece, parlo del prezzo alla fonte, rispetto a quello che invece è il prezzo del prodotto finito, che rimane sempre in aumento su quello che è il mercato del legno. E quindi mi sento di rassicurare quelle che sono un po' le prospettive future nonostante tutte queste incertezze. Rimane sicuramente un materiale principe di quella che può essere la ripresa economica legata a una sostenibilità ambientale, legata al risparmio energetico e legata a quella che è la transizione, quelli che sono gli obiettivi europei si pongono, appunto quella di ridurre i consumi energetici anche e soprattutto del patrimonio immobiliare. Quindi crediamo che il nostro settore possa avere delle chance importanti anche per il futuro, e noi siamo fiduciosi che la normativa ci affianchi in questo in sede di governo. E
queste sono un po' le valutazioni che faccio con voi, e poi alcuni dettagli, se li volete, legati un po' a quelli che sono alcuni dati legati al mercato europeo. Rimane sempre alta richiesta della domanda di abete, e affiancata anche quella del rover per quanto riguarda il mercato dei tronchi della latifoglia, e mi sento di confermare un po' quelli che sono un po' questi indici positivi che abbiamo nel nostro settore. E noi la ringraziamo per questo prezioso intervento, e ringrazio tutti coloro che ci hanno seguiti anche in questa puntata, dandovi appuntamento alla prossima con nuovi ospiti e nuove pillole di artigianato.